Questa trasmissione è offerta da Friuli Antincendi. Inizia da qui questo nostro viaggio nella mostra statica dei velivoli in occasione del 60° anniversario delle Frecce Tricolori. Il nostro Di Bernardo è partito da Che Aereo, da un Predator. Io saluto subito il tenente colonnello Mariella del secondo Stormo, grazie per l'ospitalità. Sono state settimane piuttosto impegnative e finalmente ci siamo. Finalmente ci siamo, abbiamo quindi raggiunto questo grandissimo traguardo che appunto è il giorno appunto 18 settembre, quindi l'inizio della grande manifestazione voluta dalla nostra Forza Armata per celebrare i 60 anni della pattuglia acrobatica nazionale. Mariella, che cosa significa portare questa divisa? Significa tanto, grandi responsabilità indubbiamente, ma allo stesso tempo grandissime soddisfazioni. I visitatori, fra poco intervisteremo questa famiglia che arriva dalla provincia di Verona, ma incontreremo altre persone, vedete sono tutti armati di smartphone e quindi consumeranno idealmente questi velivoli che sono esposti in quest'area. E poi andremo dal tenente colonnello Sant'Antonio che ci dirà un po' com'è stato allestire, qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Assolutamente sì, ve lo spiegherà anche il mio collega, abbiamo diversi assetti. Velivoli quindi dell'aeronautica militare, lei ha citato prima il Predator, ma abbiamo anche un Eurofighter Typhoon, un Tornado e tanti altri assetti. Qui possiamo notare sulla nostra sinistra anche il sistema Sirius, uno dei sistemi missilistici di cui è dotato il secondo Stormo dell'aeronautica militare. Oggi è una giornata importante perché arriverà il capo dello Stato, non ha voluto mancare all'anniversario, non a un anniversario. Sì. Non ha voluto mancare e tant'è vero quando gli è stato proposto di partecipare, quindi è stato invitato alle celebrazioni del 60° anniversario delle Frecce Tricolori, ha risposto positivamente e noi siamo molto orgogliosi di poterlo ospitare. Ecco, spieghiamo un po' qual è, ci sono molte regole, abbiamo visto passare uno a uno le persone sia per quello che riguarda il Green Pass sia per quello che riguarda che cosa ci portiamo al seguito. Ci sono controlli molto severi e sistematici. Sì, i controlli per quanto riguarda questa edizione dovevano essere serrati, severi, anche perché siamo ancora in emergenza sanitaria e pertanto si è voluto fortemente rispettare quello che è il protocollo sanitario, quindi controlli rigorosi ai varchi d'ingresso con metadetector, ma allo stesso tempo controllo del Green Pass da parte di ciascun invitato. E in ultimo, cos'altro posso aggiungere? Allora, Mariella rimarrà con me assieme al tenente colonnello Sant'Antonio. Non voglio tenere in ostaggio questo magico gruppo della provincia di Verona. Mi suggeriscono che l'esperto, il grande appassionato è lei. No, esperto no, appassionato sì. Ma perché è qui oggi? Lei ha un passato da aeronautico? Io non ho un passato, sono 10 anni che mi sono avvicinato all'aeronautica e sono stato qui nel 2015, è stato uno spettacolo favoloso e quindi oggi volevo ripeterlo. Senta, che cosa è successo 10 anni fa? Perché si è avvicinato a questo mondo? Ma francamente l'aeronautica mi è sempre interessata. Mio padre faceva parte del 54° Stormo nella seconda guerra mondiale in Africa, quindi un certo interesse l'ho sempre avuto. A un certo punto poi hanno fatto una gita qui a Rivolto, siamo venuti e mi sono appassionato. Ho trovato un club sostenitore del Frecce Tricolore di Bergantino che è in provincia di Rovigo, mi sono fatto socio e da lì abbiamo cominciato a girare l'Italia e mezza Europa per vedere aeroporti militari così. Certo che Rivolto è Frecce Tricolori, quindi è il massimo. Quindi, ovviamente si emozionerà con gli MB339, ma qui c'è altro che volerà sopra le nostre teste. Qui è uno spettacolo, 4, 5, 6 ore, sempre uno spettacolo. Pattuglie acrobatiche della Polonia, ho visto, non c'è la Francia, ma c'è la Spagna, tantissime. Lei rimarrà qui solo oggi? Solamente oggi. Sì. E chi sono questi tre? Questa è la piccola, mia figlia, la piccola, questa è la maggiore,
E questo è il moroso della piccola. Aspetta, il moroso della piccola è qui. Lei. Piccola è lei. E lei Io invece, sono la grande. Non diciamo vecchia, diciamo grande. per l'amor di Dio, la più matura. La matura, sì. Senta, lei ha accompagnato il papà in altre occasioni? Allora, sì, ho accompagnato il papà in un'altra occasione, un air show che hanno fatto sul mare Adriatico 5-6 anni fa forse, e poi ho visto un altro paio di spettacoli invece a Ferrara, insomma in altre location, sono sempre bellissimi, e quindi quando mi ha detto che c'era l'opportunità di andare al 60° ho detto di sì subito. Lei invece è la piccola. La piccola, sì, Ha già visto qualche aereo che l'ha affascinata o no? ma tutti mi affascinano. Per me è la prima volta di tutto, quindi un po' tramandato dalla curiosità del papà e della sorella. Quando c'è stata l'occasione di dire prendiamo i biglietti e andiamo, sì, ho avuto proprio curiosità di partecipare. Però è la prima volta. Senta, pranzo al sacco? Sì, pranzo al sacco, ben organizzati direi, quindi vedremo questo bellissimo spettacolo che anche per me sarà la prima volta, trascinato dalla loro passione, vedremo come sarà insomma. Le aspettative sono... Le aspettative sono alte. L'unico rammarico sarà guarda, che sia poca gente, perché quando c'è tanta gente è uno spettacolo nello spettacolo. C'è ancora la pandemia. Sì. Purtroppo. Buona visita, arrivederci, grazie a questo gruppo che è arrivato da Verona. Andiamo un'altra volta dal tenente colonnello Sant'Antonio che gentilmente ci porterà, magari col nostro Di Bernardo faremo una camminata lungo questa mostra statica. Allora, colonnello, intanto in questo momento il nostro Fabio cosa sta riprendendo? In questo momento riprende uno dei nostri assetti AM, il Typhoon, ma più avanti abbiamo anche il Tornado e altri assetti dell'aeronautica, e insieme abbiamo, oltre il nostro sistema Sirius, abbiamo allestito anche un'area dedicata ai nostri stand, i stand che per tradizione sono legati all'aeronautica, come Cristiano Di Tiene, Italian Beauty, la nostra rivista aeronautica e altri stand che abbiamo, diciamo, che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. Senta, l'esposizione non è casuale, probabilmente avete deciso di posizionare gli aerei in quel punto non a caso. Diciamo che sì, è stato studiato tutto a tavolino, sono mesi che ci lavoriamo tutti insieme, sia per quanto riguarda gli assetti, i vari assetti, che per quanto riguarda anche gli stand. Cerchiamo anche di dare al pubblico una varietà in maniera tale che possa condurre poi un percorso guidato per arrivare infine ai nostri simulatori, i simulatori AM, per concludere, diciamo, questo percorso. Allora, il colonnello Sant'Antonio starà con me perché vediamo questa persona. Buongiorno, da dove arriva? Trieste. La vedevo ammirato da questo video. Ma mi manca solo di toccarlo. Per questo è sempre affascinante questo aereo, pur essendo già una generazione superata, tra virgolette, ecco. Lei è un intenditore? Ma insomma, non diciamo la mia storia, che sarebbe un po' anche triste, insomma, ecco. Quindi ho cercato di entrare come pilota in aeronautica, purtroppo a causa di un occhio ero già dentro, Corso Leone III, e purtroppo è andata male. Mi resta la passione, l'ho tramandata a mio figlio che è pilota in marina invece, quindi resta nel sangue questa cosa che me la porterò dietro fino alla fine, insomma. È arrivato stamattina? Sì, stamattina. Tanta fila, troppo tempo, 2 ore per passare il controllo è troppo, secondo me. E arriverà mia figlia con 2 bambini, non so come farà. D'altra parte ci sono delle regole. Sì, d'accordo, però c'è sempre 2 ore, è troppo per arrivare al controllo. Grazie. Allora io mi sposto, io mi preoccupo che Sant'Antonio e Mariella stiano ancora con me. Buongiorno. Buongiorno. Io mi permetto, chi è che lei si è fatto fotografare poco fa? Sì, certamente. E come non si può farsi fotografare in questa circostanza? Poi anche
da belle ragazze come queste. Scusi, è un incontro casuale? No, l'amorosa di mio figlio è un'altra amica. No, Da dove arriva? da Gorizia. Lei ha un passato magari nel servizio militare da aeronautica? Ho indossato la divisa, ma non dell'aeronautica, della Polizia di Stato, quello sì, però ho una passione innata proprio di aerei. Quanto la emoziona essere qua dentro oggi? Se riesco a fare il primo piano mi vengono i brividi, la pelle d'oca, bellissimo, veramente una cosa eccezionale. Senta, ma la fotografa come si chiama? Enrica. Enrica, adesso vado da Enrica. Buongiorno Enrica. Buongiorno. Allora, lei ha scattato le foto a suo, possiamo definirlo futuro suocero? Sì, esatto. Quante gliene ha fatte? Un 4-5 perché è molto esigente. Ah, assomiglia al figlio? Sì, si Vedete, assomiglia. è coperta dalla mascherina, ma guardate cioè, i muscoli del volto, cioè proprio sì, è piuttosto esigente. Sì, molto esigente. Non lo dice perché forse non lo vuole dire, però è una pilota anche lei, eh? Scusi, non me lo... Lei è una pilota di cosa, signora? Lei e anche mio figlio. Pilota di cosa? No, stiamo finendo la scuola per diventare piloti di linea qua a Ronchi dei Legionari. Mi sembra una notizia. Quindi vi siete conosciuti? Sì, tra gli aerei. Chi è che vola più alto? Ma tutti e due. Era una battuta legata al vostro rapporto, assieme? Sì, assieme. Un po' come le Frecce Tricolore, siete vicini, fianco a fianco. Informazione. Ho fatto bene a intervistarla. E invece la signora chi è? Una nostra carissima amica. Che non fa foto? Fa anche lei foto, sì. Buongiorno, arriva anche lei da Gorizia? Tutti da Gorizia. Senta, con che spirito affronta questa giornata, questa prima giornata di Air Show? È assolutamente una cosa emozionante perché non è una cosa che si vede ogni giorno e quindi va sfruttata con opportunità e goduta al massimo. È la prima volta che entra qui? Sì, a vedere un air show sì, sono stata a vedere solo le Frecce Tricolori in gita con la scuola da bambina, quindi è bello ritornarci. Grazie, allora io mentre Di Bernardo mi torna su Sant'Antonio raccolgo la mascherina che mi è caduta, grazie per la pazienza a Mariella e Sant'Antonio, di tanto in tanto staccheremo così mostriamo tutte le persone che vi vogliono bene a questa divisa. Sant'Antonio, dicevamo appunto, abbiamo descritto i primi velivoli, c'è questa, e tra l'altro voglio evidenziare che l'aeronautica militare, anzi il servizio meteo, ci ha beccato in pieno perché era stato annunciato un miglioramento delle condizioni meteorologiche e vedete che qui splende il sole, quindi grazie per la professionalità consueta e quindi andremo anche, vediamo se lo incontreremo anche un ufficiale per le previsioni. Ah, Mariella, Mariella, ma questa è una carambata, guarda, ti ho fatto un complimento senza saperlo. Grazie, io vi ringrazio. Sì, oltre quindi a rivestire l'incarico da ufficiale di pubblica informazione e comunicazione del secondo stormo, sono anche ufficiale previsore medio del servizio appunto meteorologico dell'aeronautica militare. Scusa, quindi allora nelle prossime ore e per domani cosa ci dobbiamo aspettare? Mattarella si gusterà lo spettacolo e non verrà sicuramente bagnato dalla pioggia? Assolutamente sì, apprezzerà il cielo di rivolto, così come le esibizioni aeree, perché sarà una nuvolosità prevalentemente a carattere medio-alto e stratificato, quindi filtrerà il sole e sarà un bello spettacolo per quanto riguarda la giornata di oggi. Che bel termine, filtrerà il sole, quindi saremo baciati dai raggi solari qui nella questa gigantesca arena aeronautica di Rivolto. Noi andiamo in pubblicità, torniamo qua fra poco. E con il supporto tecnico del nostro Fabio Di Bernardo nuovamente qui in diretta da Rivolto che oggi ospita il 60° anniversario delle Frecce Tricolori, quindi una giornata che sarà benedetta, è proprio il caso di dirlo, dal Capo dello Stato Mattarella, che è atteso attorno alle 16:30 assieme alla Presidente del Senato Casellati. Il Governatore Federica invece arriverà qualche minuto prima proprio per dare il saluto, per accogliere il Presidente della Repubblica. Allora io vorrei partire da questo signore che tra l'altro ha un nome meraviglioso, sì. Daniele. Casualmente Daniele, sì. Casualmente, ma non è organizzata. Non è organizzata. Da dove arrivi? Io arrivo da Torino.
Ecco, però mi devi dire una cosa che a me ha fatto tanto piacere, penso che faccia piacere un po' a tutta Telefriuli. Assolutamente Che sì. cosa fai mentre sei in Piemonte? Quando sono in Piemonte con molto affetto, sottolineo affetto e piacere, seguo in streaming ogni giorno i servizi dal telegiornale a voi in diretta di Telefriuli. Scusa, adesso vorrei capire perché. Perché essendo di origine friulana è un contatto, un ponte di contatto che annulla le distanze, quindi annulla i 500 km che ci separano. Originario di dove? E allora il mio padre che è di San Vito al Tagliamento e mia madre di Latisana. Scusa, Forza Juve o Forza Toro? Forza Inter. E mi devo autodenunciare Forza Toro. Fantastico, mi devo autodenunciare. Sì, perché in questo periodo non va molto di moda, ma io sono stoico, ma io difendo. Toro ha una grande storia, quindi scusa, da queste parti però si dice Udinese i primi bianconeri d'Italia. Assolutamente sì, confermo. Sottoscrivo e sono andato anche a seguirli direttamente alla Dacia Arena. Quindi ho capito. E porteresti su un velivolo del genere uno juventino? E nel reattore sì. Nel reattore, che fa caldo, fa molto caldo. Sono proprio felice di avervi incontrato, quindi suggerisci anche agli altri friulani che... Assolutamente sì, di iscriversi al canale tramite YouTube o di seguirli sempre in streaming perché sono molto bravi e vi tengono aggiornati soprattutto sulle ultime novità. E viva il Piemonte! Tra l'altro vorrei andare da questa signorina che ho arpionato, lei arriva da? Cittadella, provincia di Padova. Ma le frecce lassù non si vedono? E poco, sì, dai, si vedono quando passano, sì. È venuta qua da sola? No, con degli altri amici. È la prima volta che entra in quest'area militare? Sì, prima volta. Che attese ha? Beh, sicuramente faranno uno spettacolo fantastico, come sempre. Su questo non c'è alcun dubbio. E più frecce o più le pattuglie straniere? Lei è qui più per le nostre pattuglie? Entrambi. Stia bene? Grazie, anche voi. Buona Allora, giornata. questo invece sta benissimo perché ha compiuto 80 anni. 80 anni, sì, il 13 di agosto. Sì, e questo è il regalo che i suoi figli... Sì, mi hanno portato qua. Ma lei sapeva che veniva rivolto? No, mi è andata una sorpresa. Cioè, di fatto l'hanno caricata in macchina. E hanno detto dove andiamo, andiamo. Dove andiamo, andiamo. Le frecce lei le guarda da quando... Da quando ero giovane, perché essendo friulano era l'orgoglio del Friuli. Da quant'è che è via di San Vito lei? Sì, di San Vito. Sono 65 anni. Beh, scusi, prima di andare in Piemonte veniva qua rivolto a vederle? No, non sono mai venuto. Oggi è la prima volta? Prima volta. Guarda, doveva esserci il suo compleanno, doveva avere 80 anni e passare 65 anni, quindi una serie di combinazioni astrali che... Quindi l'idea è sua e di suo fratello? E di entrambe, perché è da tempo che ne parliamo, quindi ho detto che ne dici se portiamo papà a vedere le frecce tricolori, che insomma così, lo togliamo anche dalle grinfie della mamma. Che si chiama? Ombretta. Ciao Ombretta, quando tornate? Stasera. Quindi Ombretta tornano presto. Cosa fa? Il pranzo al sacco? No, per adesso non abbiamo niente, poi Beh, potrebbe anche offrire il pranzo, visto che insomma... ma c'è senz'altro quello. Daniele e l'altro figlio come si chiama? Alessio. Ad Alessio. Grazie e buona permanenza. Grazie ragazzi, grazie. Salutiamo questi amici piemontesi. Allora, Maggiore, qui ci sono due stand che servono a comunicare bene che cos'è aeronautica. Assolutamente sì, ora stiamo raggiungendo i nostri due stand espositivi curati dal nostro reparto comunicazione, quindi SMA Quinto Reparto. E cosa viene data la possibilità al pubblico? Di acquistare libri, gadget e tanto altro della nostra Forza Armata, così come del 313° gruppo addestramento acrobatico. Infatti oggi c'è la possibilità anche di acquistare un libro, Giunti Editore, proprio realizzato per questa celebrazione del 60° anniversario dalla fondazione appunto della pattuglia acrobatica nazionale. Quanto si sa dell'aeronautica militare, quanto c'è ancora da scoprire? Si sa tanto, tuttavia bisognerebbe e bisogna continuare ad avvicinare la nostra realtà di Forza Armata alla popolazione. Quindi è un'occasione importante per noi per
portare a compimento questa finalità, cioè l'avvicinamento del pubblico, della popolazione alla nostra realtà. Grazie Mariella, rimani ancora con noi, ti ringrazio. Il nostro Angelo Custode assieme al colonnello Sant'Antonio che ci porta ancora a spasso a vedere questo ben di Dio. Che cosa abbiamo davanti ai nostri occhi? Allora, davanti a noi possiamo ritrovare ancora una carrellata dei nostri assetti, dal Tornado alla MX, al 346 e per finire al KV, che è il nostro velivolo diciamo indicato per la guerra elettronica. Successivamente poi abbiamo altri assetti e finiamo la nostra mostra statica con i 3 simulatori dell'aeronautica. I visitatori secondo lei sono attratti più dalla storia, l'oggi o il domani di quello che state mettendo in vetrina? I visitatori sono attratti sia della storia, sia di quello che è il presente, che quello che sarà il futuro, perché effettivamente noi riusciamo a coprire, pensiamo anche al futuro, quindi con la tecnologia. E diciamo che la gente fa tante domande sicuramente su tutti i nostri assetti, per cui è molto interessata e partecipa con grande orgoglio ad ogni nostra manifestazione. C'è molta partecipazione in pratica. Allora grazie ancora colonnello, ma continueremo a dialogare. Vedete che le persone si fermano davanti a questi velivoli e chiedono delucidazioni evidentemente su quello che è l'utilizzo di questi aerei in quella che è il panorama dell'aeronautica militare. Quindi io provo ad avvicinarmi a questo signore che sta vedendo. Buongiorno. Buongiorno. Vedevo che rimaneva proprio un EBE B339 questo è una delle bandiere della nostra aeronautica. Probabilmente sarà il prossimo aereo delle Frecce, dovrebbe essere. Da dove arriva lei? Io sono di Butrio. Quindi questi posti li ha già visti? Sì. Sono, non dico un affezionato, ma quasi. Senta, quanto ha aspettato per entrare? Abbastanza. Però ne vale la pena? Sì. Green Pass ha esibito tutto quello che doveva esibire. Giustamente. E nella vita cosa fa? Io lavoro in una fabbrica metalmeccanica a Moimacco. E il servizio militare dove l'ha svolto? In aeronautica a Padova. E cosa faceva? Ma facevo un ufficio a segni truppa dove facevamo le paghe per i vari della truppa. Che ricordi ha di quei giorni? Ricordi belli, mi dispiace di non essere rimasto dentro. Quindi avrebbe voluto raffermarsi? Però col senno di poi è facile, però sono contento di essere qua. Finalmente siamo riusciti a tornare. Senta, quell'uomo che ci sta riprendendo chi è? Mio cognato. Come si chiama? Claudio. Claudio, vieni un attimo. Butrio, anche tu? No, sono di Udine. L'hai praticamente sfibrato il telefono già a forza di far foto? Sì, assolutamente. No, a dire la verità devo ancora iniziare. Io aspetto che inizino i voli e dopodiché mi sbizzarrisco con la mia passione fotografica. Quindi hai questa passione. Nella vita cosa fai? Non fai il fotografo? No, sono un dipendente, lavoro all'ospedale di Udine, ho la passione della fotografia, poi mio figlio è appassionato appunto di aerei, allora siamo qua. In che reparto lavori? Io mi occupo di apparecchiature biomediche, ufficio tecnico insomma. Quindi siete sotto pressione? Ma diciamo adesso il periodo è relativamente tranquillo, speriamo insomma che rimanga così per tutto il periodo autunnale e invernale, insomma ce l'auguriamo. Grazie di cuore, grazie a questi due cognati. Vedete che qui veramente c'è una vera e propria invasione di visitatori nell'area statica appunto dove sono esposti i migliori. Buongiorno. Le posso chiedere da dove arriva? Lei è con la macchina? Buongiorno signora. Buongiorno. Guardi, per cavalleria posso partire da lei? Voi arrivate da dove? Azzano X, provincia Pordenone. Quanto la affascina l'aeronautica? Tantissimo. E Aviano? Sì, ma Aviano siamo vicini. È un'altra cosa? Sì, veramente. Siete arrivati presto?
E alle 9:30 eravamo già al parcheggio, quindi abbastanza. Di fila? Sì, comunque dai, vale la pena, ecco. Ha più pazienza lei o sua moglie? Ma tutte e due, dai, facciamo 50-50. Facciamo. Quanti scatti ha fatto fino adesso? Ma siamo entrati, saranno 10 minuti, quindi ho appena cominciato, quindi prevedo di farne. Avete il posto assegnato? Sì, abbiamo la zona B, abbiamo il coso, tutto in regola insomma. Buona giornata. Altrettanto, grazie, buon lavoro. Allora noi andiamo avanti, eccoli qui, buongiorno, posso farvi delle domande? Siete veramente, si capisce quanto volete bene alle Frecce Tricolori, lei arriva da? Al Pago, Belluno. È meraviglioso il Pago, ma le Frecce le hanno mai viste dall'alto quelle zone? Sì, sono passate. E lei c'era? Certo. Il Pago è meravigliosa. Sì. E lei è proprio addobbata per l'occasione? Sì. Fa parte del 128esimo club Frecce Tricolori Pago. Al Pago, sì. E quanti siete? Siamo circa 300 soci. E di questi quanti hanno fatto parte del mondo aeronautico? Nessuno tranne il nostro socio onorario che è stato un pilota delle Frecce. Chi era? Mattia Bortoluzzi. Maggiore Mattia Chi è? Bortoluzzi. Eccolo qua. Infatti notavo, magari so chi è Mattia Bortoluzzi, magari la moglie o la parente, non volevo fare brutte figure, quindi mi sono tenuto largo. E quest'uomo così fashion chi è? È il mio papà. Chi ha deciso di venire qua assieme? Insieme, sì. Insieme. Ecco, il nostro Dibe giustamente è da questa parte, eccolo qua. L'avete conosciuto Mattia? Certo, sì, lo conosciamo bene. È il nostro orgoglio. È il vostro orgoglio, immagino anche il suo, l'abbiamo già radiografata. Certo, grazie. Pony 6. Pony 6, per tanti anni è stato Pony 6, adesso naturalmente come tutti gli altri è andato a fare altre mansioni, però noi siamo sempre affezionati a lui, di conseguenza mettiamo questa maglietta perché lo riteniamo sempre un grande. Grazie. Prego. Siete arrivati stamattina? Sì, stamattina. Verso che ora? 8:30 eravamo in parcheggio, poi abbiamo aspettato l'apertura dei cancelli. Grazie mille, grazie per la disponibilità, buona giornata. Io volevo andare da questi due signori che stanno commentando la bellezza di questi aerei. Lei da dove arriva? Io da Trieste. Lei fa parte di questo mondo? No, lo scopro oggi e sono stato portato da un grandissimo amico che è appassionato e sono curioso di scoprire questi magnifici veicoli. E lei? Sono stato... Sì, sono di Udine. Quindi pensate, un udinese che porta un triestino a rivolto. Anche assieme, quindi cosa fate nella vita? È concessionario della Peugeot, della Citroën e della DS qui in regione. Ho capito, quindi evidentemente ha detto vieni, passiamo una giornata diversa. Esatto, esattamente così. Guardate che giornata che abbiamo sopra la strada. Spettacolare, veramente bene. Avete il posto assegnato? Sì, abbiamo tutto organizzazione perfetta. Grazie e buona giornata, arrivederci. Adesso noi ci fermiamo, volevo andare, signore, buongiorno, dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo, però io le chiedo da dove arriva. Da Grosseto. Siete gemelli? No, siamo fratelli. Ma scusa, ma che differenza d'età avete? 5 anni. Però, guarda, avrei scommesso tutto quello che ho, veramente solo 5 anni. Sì. Io sono 2000, lui è 2005, sì che... Anche Grosseto ha una bella tradizione aeronautica. Sì, Quarto Stormo. Io sono molto appassionato anche perché sto puntando a entrare in aeronautica e speriamo di riuscirci. Oggi siamo qua da appassionati comunque la passione è tanta perché comunque era da 11 anni che non si veniva più qua su, era l'ultima nel 2010, dai 50 anni delle Frecce Tricolori, sicché oggi è bello. Poi anche dopo tutto questo periodo che si è passato il Covid ci sta molto questa manifestazione. Grazie veramente di cuore a questi due fratelli che arrivano da Grosseto. Grosseto, sì, Grosseto. Meravigliosa Toscana, la conosco abbastanza bene. Noi adesso ci fermiamo, io vi ringrazio di cuore per la vostra cortese attenzione e noi continuiamo a seguire questa meravigliosa giornata. Grazie per il supporto tecnico al nostro Fabio Di Bernardo. Questa trasmissione è stata offerta da Friuli Antincendi.